Ai 27 di novembre, donde la sede dell'Associazione Italiane di Sante Marie, in tal stato brasiliano del Rio Grande do Sul, il Circolo Furlan ha fatto la proiezione del documentario La Rosada e l'Ardilut, in tal Friul dal Zovin Pasolini, de registe furlane Roberta Cortella. La iniziativa è assegnata la prima presentazione dal cine in Brasil, con sottotitoli per portoghese in tal'ambito des attività celebrativis, dai 30 anni di fondazione dal Circolo Furlan di Sante Marie. La serata è avveduta la partecipazione dal regista e cinefil Luis Albert Cassol, che ha offerto una contestualizzazione de opere e dal periodo di Furlan che l'ha influenzato la formazione di Pierpaolo Pasolini. Dopo il suo intervento è stato mandato il messaggio dal presidente del Consiglio regionale dal Friuli Vignesi Giulie, Maulo Bordin, la daurde proiezione di una galleria fotografiche che ha ripassato i momenti significativi dai 30 anni di storia del Circolo. Al termine de proiezione si è fatto un momento di convivialità con un brindis dedicato all'anniversario del Circolo, in presenza di soci, invitati e rappresentanti delle comunità italiane locali. La iniziativa è conferma l'impegno delle associazioni italiane di Sante Marie e dal Circolo Furlan in te valorizzazione de culture furlane e italiane, promuovendo l'accesso pubblico dai coregionai a operis audiovisivis di rilievo storico e artistico. Ai 13 di dicembre di Sante Lucie, tanchiare a città di Bergamo, il local fogolar Furlan ha organizzato la Sante Messe in lingue furlane e il gusta social per scambi dagli augurs nadalins. Celebrate di pre Emilio Comuzzi dal fogolar Furlan di Verone, la Sante Messe si è tenuta d'ogni l'antica iglesia dal secolo XIII di Sant'Alessandris a Seriate. Han partecipato es letturis des sacris scritturis in Furlan Monica Salvador, Denise Pramparo e il presidente al fogolar Furlan di Brescia, Sandra Treppo. Dopo la messe, la presidente Camilla Signore Veritti ha dato accetta ai presents al gusta social tradizionale pal scambi dagli augurs nadalins, che gli ha partecipato anche il presidente emerito de Società Furlane Buenos Aires, Eduardo Baschera. L'appuntamento prossimo, pai Furlans in Lombardia, alle par domenie ai 21 di dicembre, a Esdo di Semiege, in tal domo di Milan, per tradizional messe par Furlan, par ducchi Furlans, organizzate dal fogolar Furlan di Milan, che perché a son spietats 400 Furlans di tutta la Lombardia. La celebrazione in rituale ambrosian e in lingue furlane e sarà celebrata di pre Christian Marchica, vice direttore dall'ufficio diocesan per liturgie di Udin e vichiari parrocchial del pastoral di Mortean, cui con celebranze Furlans che operin in Lombardia, pari Iuri Sandrin, pre Marco Lucca, pari Mario Pice, che pari Giuseppe Sedran. La cerimonia sarà accompagnata dai chiants de Coral dal Royal, dirette dal mestri Valerio Simonini, e fatte anche modi plui caratteristiche di qualche componente al fogolar di Milan e rappresentanza di che altri sodalizis de Lombardie, che avvistiran il costume tradizionale Furlan. A Milan la prima messa in Furlan è stata celebrata in tal 1972 in San Fedel di Bons. Pieri Londero, zarettor dal seminario di Chistilir, e che al diventà il momento in cui i Furlans di Milan e de Lombardie si chiatavano per celebrare il Nadal, uniti ai picciule patrie, celebrante colal che avvegna dal Friul. In tal 1976, an dal Taramoto in Friul, con ardito desio ai presidente dal fogolar e grazie dall'arcivescul cardinal Giovanni Colombo, la messe in lingue furlane è venuta celebrate per prime volte in tal domo di Milan e di allora tornate a fa ogni anno in te imminenze dal Nadal. E per voi alle du gnovis al torne doman. Buone serate e mandi.